Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quei negromanti che non hanno pietà di nessuno. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e ormai lo sapete che i migliori iscritti del mondo di Face ce l'abbiamo il Degara Marietto Veneziano, e di venire anche a trovarci, se volete iscrivervi, al canale Magici Arcieri Bertoldini di Telegram, dove il Degara Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Qui sotto in descrizione trovate dei link per poter accedervi. Se avete problemi potete chiedere pure a Milas. Eventualmente, se vi scappa anche un super like e un bel commento qui sotto la descrizione, il vostro Marietto Veneziano è ben contento. Bene, iniziamo a parlare un po' di questi negromanti che non hanno pietà di nessuno, perché nei giorni scorsi ho fatto le pillole su che non esistono gli extraterrestri, ma che magari sono terrestri, ma che hanno magari qualche altra qualità in più o in meno di noi, no? E voglio ricordarvi da piccolino, quando ero piccolino, cioè più di 50 anni fa praticamente, un giorno mi sono messo a parlare col capitano degli alpini del Vietnam, perché non riuscivo a capire come mai uno stato forte come gli Stati Uniti fosse andato in Vietnam e gli ha scaricato tutto quello che poteva, da milioni di cobra al napalm a milioni di tonnellate di tritolo, insomma di tutto e di più. E poi c'era il problema che tutti gli altri stati del mondo stavano lì impietriti a guardare, dalla Cina alla Russia, stavano a guardare cosa stava succedendo in queste, come si suol dire, foreste, no? E il capitano degli alpini mi disse: guarda, lì dentro, lì sotto, in quelle foreste lì stava succedendo l'apocalisse, nel senso che c'erano dei negromanti che stavano trasformando le persone in alberi. Al che il vostro Marietto era giovane, un po' baldanzoso, un po' ignorante, e si è messo a ridere. Come fa una persona a essere trasformato in albero? Sta di fatto che lui disse: gli Stati Uniti lì hanno combattuto e vinto una guerra, hanno mandato migliaia di loro cittadini a difendere tutti noi. Infatti la Cina non aveva mosso un dito, perché non aveva le forze né economiche né militari per affrontare queste tipologie di necromanti. E poi mi fece vedere un missile, un proiettile, che fu la salvezza, perché questi qui si nascondevano sotto, come si suol dire, sotto le foreste, e quindi erano inespugnabili questi maghi. Ma purtroppo questi qui volevano trasformare tutte le persone di questo pianeta in alberi. Il Marietto si fece una bella risata, perché chiaramente non ci credette. Poi cosa successe? Successe che poco tempo dopo il capitano degli alpini gli fece vedere sto missile qui che avevano creato sti americani, che era più potente dei napalm e di tutti i cobra che buttavano giù dagli elicotteri, e incominciò il vostro Marietto a pensare: beh, però cavolo, se c'è questo missile, da qualche parte l'avranno dovuto sganciare. Passano gli anni e il vostro Marietto sul tubo vede effettivamente un video di una persona che si stava trasformando praticamente in albero, cioè il suo corpo praticamente aveva delle protuberanze che stavano crescendo e stavano diventando come la corteccia di un albero. Al che mi ricordai quella battuta del capitano degli alpini, quando mi cercava di spiegare che questi negromanti chiaramente stavano facendo queste cose in Vietnam, no? Noi generalmente ci pensiamo a un negromante occidentale, però esistono negromanti anche orientali che magari cambiano esteriormente come si dice, la figura fisica, hanno delle figure attinenti ai loro posti di nascita, ma in realtà sono sempre negromanti, e questi avevano deciso di trasformare tutti gli esseri umani in alberi. E infatti io mi ricordo che dicevo: ma noi avremo Gesù Cristo che ci difende di qua e di là. E il capitano degli alpini mi disse: sì, però quando sei come un albero che non riesci più a muoverti e stai imprigionato dentro, poi mi spieghi come fai a combattere contro questi negromanti. Quindi il capitano degli alpini aveva sempre un occhio benevolo
su come si muovevano gli Stati Uniti, perché appunto mi spiegava che loro, è vero che erano i gendarmi del mondo, ma cercavano di portare del benessere. Mi ricordo anche quando abbiamo parlato del Messico, mi spiegava che in Messico c'è praticamente come una guerra civile fatta di questi personaggi che per vendere la droga negli Stati Uniti facevano una mattanza, praticamente c'era dai 20 ai 40 mila morti e tra virgolette anche lì ci sono delle fortissime congreghe di negromanti che guidano queste, come si suol dire, gruppi paramilitari di narcotrafficanti. Quindi, cari amici, la pillola del vostro marietto veneziano è finito qui. Vi dico che i droni che hanno creato gli Stati Uniti adesso in Pakistan e in alcuni punti del mondo cercano di scovare questi negromanti e possiamo ringraziare loro se ancora abbiamo un periodo di pace e tranquillità. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.